E a proposito di ospedali, se da una parte il sindaco Calzemara difende quello di Jesolo, c'è chi a Portogruaro difende appunto il nosocomio della città dell'Emene. Allora ci vediamo il prossimo servizio con l'ex candidato sindaco padovese, Graziano Padovese. Padovese, parliamo di ospedale di Portogruaro. Si dice che ci sia un depotenziamento. Lei ha notizie in merito? Ma sembra che più che avere notizie abbiamo le certezze quando vediamo che alcuni medici specialisti che vengono spostati da Portogruaro a San Donà, quando vediamo che alcuni servizi vengono depotenziati e incrementati quelli di San Donà. È chiaro che più che notizie ci sono i fatti che parlano. Se poi nella riorganizzazione che questi giorni sta girando si vede che Portogruaro verrà relativamente, diciamo così, mantenuto in piedi per alcuni specialisti che il resto vengono spostati a San Donà, diventa quasi automatico pensare che Portogruaro venga di fatto depotenziato sotto quello che è la specialistica, le strutture e la risposta della sanità nel portoguarese. Da una parte quindi il depotenziamento di Portogruaro, dall'altra evidentemente c'è un'aggregazione forse anche di Jesolo a San Donà, oppure anche Jesolo potrà rimanere? Ma questa è una cosa abbastanza anomala e strana. Qualche anno fa c'è stata una delibera della Regione che diceva che l'ospedale di Jesolo veniva chiuso e la casa di riposo Rizzola, la casa di cura Rizzola e San Donà venivano spostate qui di Jesolo e venivano potenziati di fatto San Donà e Portogruaro, che oltre a rispondere al territorio devono rispondere anche a quelle che sono le esigenze turistiche del territorio. Più passa il tempo di questa delibera nessuno ne parla più e si vede addirittura che Jesolo viene potenziato. Io non voglio dire che non merita essere potenziato, ma che non certamente non si venga a depotenziare Portogruaro a beneficio di un ospedale che sulla carta ancora è scritto che si deve chiudere e non si capisce questa trasformazione. Io chiedo alla politica a 360 gradi di battere un colpo, di fare un passo in avanti per difendere quella che è una struttura non solo di Portogruaro, non solo dei portoguaresi, ma anche una struttura che risponde ad esigenze di confine, visto che tutti si parla che vanno a curarsi nei Friuli Venezia Giulia, cioè di mantenere questa struttura quanto più alta possibile di valore specialistico, oltre che anche di reparti che funzionano e funzionano molto bene.